troppo sulle carte. Capolivo veramente. Ma che lo farà Nico? Ma che la... è l'arte. Oh, io non sto capendo niente più. Al Teatro Tin fino all'11 gennaio è in scena Razzullo e Sarchiapone sotto tendone. Si tratta di una rivisitazione circense della tradizionale Cantata dei Pastori di Andrea Perrucci, spettacolo ideato e diretto da Michele Del Grosso in collaborazione con l'Accademia Vesuviana del Teatro di Gianni Sallustro. La cantata, incentrata sulla nascita del bambino divino, diventa metafora della condizione dei teatranti alla continua ricerca di un luogo dove partorire lo spettacolo. In altri termini, il progetto vuole dare vita ad una cantata dei pastori laica che, partendo dalla tradizione, arriva alle diverse sperimentazioni del nostro tempo, in cui la commistione dei diversi generi teatrali, da quelli aulici come l'opera buffa e il dramma sacro e fino alle forme più marcatamente popolari come la commedia dell'arte, l'opera dei pupi, fino ai codici del teatro circense, vengono fusi in un'unica cifra stilistica. Uno spettacolo che diventa occasione e pretesto per rievocare quelle stesse modalità rappresentative e di interazione del pubblico come mirabilmente ci hanno tramandato Raffaele Viviani, Roberto De Simone e Annibale Ruccello.